Beh, innanzitutto come amministratore unico di Friuli-Venezia Giulia Strade voglio un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, in particolar modo alla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, all'assessore Maria Grazia Santoro, assessore infrastrutture, al prorettore dell'Università del Sud di Udine che ci ospita e che quindi ringrazio, il professor Pinton, e all'ingegner Fumo, che è l'autrice e la borsista di ricerca. Devo dire, ringrazio anche tutti voi che siete intervenuti così numerosi a questo appuntamento, perché per noi è un momento molto importante, per questo sono particolarmente grato di queste qualificate presenze, cui si aggiungono ovviamente la presenza del professor Petti e del professor Russo, rispettivamente direttore del Dipartimento e coordinatore scientifico di questa ricerca. È per noi un momento molto importante, dicevo, perché da un lato questo è uno studio che ha consentito di fare un attento esame di quelle che possono essere i pericoli o i rimedi derivanti dal pericolo di immissione contromano nelle infrastrutture stradali. È per noi, dicevo, quindi un momento di grande significato dal punto di vista tecnico-scientifico per i risultati di questa ricerca, ma come appunto ho premesso anche per la valenza emotiva. La società ha realizzato opere che garantiscono la sicurezza e servizi che garantiscono la sicurezza delle nostre strade, su cui ogni giorno vengono percorsi da migliaia di cittadini e di diciamo, utenti della regione e ovviamente extraregionali. Abbiamo investito questa importante somma e devo dire che questi investimenti hanno un risultato molto concreto ed importante, perché c'è uno studio che stiamo facendo assieme all'Università di Udine sempre e in particolar modo assieme all'ingegner Stefanutti della nostra divisione esercizio. Stiamo facendo uno studio molto interessante che porta ad analizzare qual è la riduzione del tasso di incidentalità delle strade a seguito degli interventi di FVG Strade. È uno studio che presenteremo nei prossimi mesi, perché credo già a febbraio, perché è uno studio molto importante che dà dati incredibili, cioè dai primi dati che io così vi riferisco in anteprima emerge che se noi andiamo a vedere 51, e sono state esaminate 51 opere di eliminazione dell'intersezione a raso per la sostituzione con intersezione rotatoria, quindi le rotatorie per banalizzare, su 51 interventi programmati dalla regione e realizzati da Friuli-Venezia Giulia Strade, abbiamo che prima dell'intervento c'erano 352 incidenti su queste 51 rotatorie, 352 incidenti calati a 76 dopo l'intervento. Stiamo parlando di veicoli coinvolti, 712 veicoli prima dell'intervento, 136 dopo l'intervento. 401 feriti prima dell'intervento, 37 dopo l'intervento, 11 morti prima dell'intervento, 0 morti dopo l'intervento. Un ringraziamento doveroso ad FVG Strade, all'Università, alla Direzione Infrastrutture per il lavoro che hanno voluto fare. Un ringraziamento davvero di cuore ai genitori di Luca, non solo per essere qui oggi ma anche per consentirci di far sì che questo lavoro magari eviti in un prossimo futuro anche soltanto un incidente, ahimè, come quello che è capitato a Luca. Quindi grazie davvero per essere qui con noi oggi e per averci consentito di poter lavorare sullo studio dell'ingegner Fumo, che ringrazio ovviamente, magari attraverso la sua pubblicazione potrà essere ancora più utile. Noi purtroppo siamo abituati ad intervenire spesso nella fase patologica degli incidenti e quindi cercare di fare un investimento prezioso, come stiamo facendo da un po' di tempo, per prevenire i sinistri stradali, credo che sia il lavoro più utile, importante ed anzi opportuno che vada fatto. Diceva prima il Presidente Damiani che anche soltanto verificando l'impatto che le rotonde, che sono forse l'intervento più banale
su un asse stradale hanno sulla sicurezza della strada stessa sia fondamentale. Io ho trovato molto interessante, forse perché è più pragmatico e perché comunque andando in Austria o in Slovenia ci capita di vedere spesso quella cartellonistica particolarmente più grande delle altre, più luminosa, anche il colore di quel giallo così luminoso aiuta. Aiuta anche perché se è vero che ci sono persone che si mettono alla guida incoscientemente in quanto hanno utilizzato alcol o droghe, è anche vero che a volte la disattenzione, la distrazione, spesso si capita di guidare senza riflettere su come si sta guidando e su dove si sta andando. Spesso questi richiami luminosi possono essere molto utili. Noi lo abbiamo utilizzato in Autovie Venete, nel tratto del cantiere, in particolare nel terzo. Abbiamo utilizzato una cartellonistica assolutamente nuova e innovativa, più grande delle altre, su uno dei problemi che non è quello oggi segnalato della guida contromano, ma che è quello della distanza di sicurezza. Anche il non rispetto della distanza di sicurezza, soprattutto in tratti stradali o autostradali a percorrenza veloce, come è il caso della terza corsia, in particolare durante un cantiere così impegnativo, ci ha portato a dover utilizzare dei dispositivi in più, non soltanto gli autovelox, ma siccome ci siamo resi conto che soprattutto per i camion, i tir, il problema era la distanza di sicurezza, siamo intervenuti con una segnaletica tra virgolette speciale durante il cantiere. Assessore Santoro, siamo all'Università di Udine e quindi la collaborazione fra Regione e Università è molto importante. Un commento sulla sicurezza stradale, sugli investimenti fatti dalla Regione sulle nostre viabilità. L'attenzione della Regione sulla sicurezza parte innanzitutto da un piano di manutenzione assolutamente importante che investe sia le strade di FVG Strade che le strade dell'ex provincia. Il tema poi della sicurezza viene particolarmente tenuto in considerazione sia con un'operazione di consulenza e di collaborazione con le scuole attraverso il progetto Sicuramente, sia attraverso la manutenzione del cosiddetto progetto Mitris, che è un sistema informativo che tiene nota di tutti gli incidenti stradali successi nella nostra regione, annotando anche le motivazioni. È evidente che è una banca dati assolutamente straordinaria proprio per capire quali sono le cause che nei diversi luoghi permettono, diciamo così, che accada l'incidente, perché dobbiamo tenere presente una cosa: l'incidente avviene certamente per condizionamenti rispetto alla persona e quindi tipi di guida magari in stato di ebbrezza o quant'altro, ma è fortemente condizionata anche dall'ambiente esterno e quindi dalla visibilità e dalla chiarezza della strada, di come è stata disegnata e di come sono stati risolti gli incroci. Agire su questi luoghi significa davvero mettere in sicurezza i cittadini che appunto ogni giorno stanno sulle nostre strade. Sicuramente in questi 2 anni FVG Strade ha investito circa 45 milioni sulle nuove opere, più tutti gli stanziamenti per quanto riguarda le manutenzioni. Anche in questa manovra di bilancio il tema delle infrastrutture è stato al centro delle preoccupazioni, proprio perché dobbiamo partire da una buona manutenzione per poter garantire in primo luogo la sicurezza dei nostri cittadini. Professor Russo, una grande soddisfazione questa sera, questo studio dell'ingegnere Cristina e poi anche della presenza della Presidente e dell'assessore regionale. L'Università di Udine ancora una volta si è dimostrata al centro di problematiche molto importanti. Sì, una soddisfazione anche perché il dottore di ricerca Cristina Fumo ha dato tante soddisfazioni al sottoscritto, insomma è stata anche in America per 10 mesi, una parte dei quali anche pagata dall'Università di Berkeley, quindi Buffalo, insomma, quindi molto, molto bene, insomma, più soddisfazioni, e questa è una delle tante che raccoglie e che spero ne raccolga altrettante, cioè tante di questo genere nel futuro.
Onore poter offrire il mio contributo di ricerca per un tema di così importante rilevanza, che pur essendo una problematica relativa a pochi casi ha una incidenza di mortalità che è molto elevata. E infatti gli incidenti contro mano, pur rappresentando l'1-3% di tutti gli incidenti totali che possono verificarsi sulle strade, hanno una probabilità di essere fatali 30 volte di più degli incidenti normali. Spero che il mio contributo possa servire come punto d'inizio per una ricerca di più ampio respiro.